Ciao a tutti cari ragazzi e cari ragazze. Oggi non si è capito bene, però sono a Pian delle Fugazze per raggiungere la meta odierna che è il Monte Baffelin, e stavolta non sono solo perché sono in compagnia di miei tra i più cari amici Michael e Sara, che ho portato ad assiderare oggi a 1100 metri qui nel pieno di un'eruzione fredda. Vado. Ecco, allora niente, ci godremo un bel panorama dall'alto, limpido, merito del vento, e niente, ci mettiamo in moto che sono già le 10 e 13 minuti di questo sabato 25 novembre. Intanto stiamo percorrendo questo sentiero che inizia da poco sopra il Magna e Bevi, però diciamo che è un po' abbandonato a se stesso e di difficile localizzazione. Ecco, poco fa abbiamo finalmente intersecato il sentiero 170, quello ufficiale diciamo, infatti si vede che è migliorato a vista d'occhio. È tutto secco! Ecco, qui siamo arrivati praticamente alla Selletta di nord-ovest, guardate che panorama, che l'altra volta per tornare da Corneto non ho potuto vedere purtroppo. Questo qua davanti è proprio il gruppo del Pasubio, e ancora più qua davanti sono i miei compagni di escursione. E come detto, arrivati alla Selletta di nord-ovest. Guardate che panorama che è verso il Carega. Stupendo da questo lato, finalmente con il sole, vedete, ci ritempera un po' le ossa. Non so come è andata questa prima parte all'ombra in salita. Un po' tostina ma fatta. Carega dopo 2 settimane senza neve ce n'è ancora parecchia. Mamma mia, guardate che meraviglia, qui più avanti si combattono un po' col vento, però veramente fantastica la veduta verso la piana di Campogrosso. Sì, siamo in piena eruzione gelida. Allora, in corso d'opera abbiamo deciso all'unanimità che è meglio per oggi cambiare meta, invece del Baffelin io ritorno al Corneto, che non ho neanche visto, diciamo, perché l'ultima volta il tempo era pessimo e Michael e Sara non l'hanno mai fatto, quindi abbiamo deciso di andare al Monte Corneto per andare al Baffelin, andremo su un'altra volta. Dunque siamo ritornati alla Selletta nord-ovest e Monte Corneto a 50 minuti. Prima neve. Ecco qua ragazzi, siamo arrivati all'osservatorio reale, 1860 metri, stupendo col sole. Non avevo proprio idea l'altra volta con le nuvole di che panorama mi stavo perdendo. Copertura oggi ai livelli massimi, mi sembra di essere un ladro conciato così, però tira una bella aria, il termometro segna -4. Ecco miei cari, intanto siamo arrivati, guardate qua i campioni, campioni e compagni di trekking. Intanto pausa pranzo, guardate, pausa pranzo con là davanti, vediamo se riesco a guardarlo.
ragazzi, niente po' di meno che rifugio Papa. Guardiamo quel Papa a vista. Ma ragazzi, vedete il panorama stupendo. Adesso abbiamo finito la pausa pranzo e ci apprestiamo a tornare perché il vento qui è implacabile. Oggi è veramente condizioni proibitive di gelo e vento, wind chill e tutto. Guardate che meraviglia. Guardate, questo punto è in assoluto il peggiore di tutta l'escursione. Tutto il pendio sotto, super panoramico ma un po' insidioso. Mamma mia ragazzi, c'è un vento che fa paura. Ho lì nella bocchetta si faceva fatica a avanzare, tutto materiale negli occhi. Mamma mia che sensazione, oh. Ah, qua ragazzi è troppo facile, che non c'è neanche gusto, che siamo riparati dal costone e c'è ogni tanto sì qualche raffichetta di vento, ma come in vetta la sciga era dura qua, è un gioco da ragazzi in confronto. Tanto guardate, ci accompagna, ripeto, Cima Pallon col Papa qua davanti nel ritorno. Ecco qui, intanto siamo arrivati alla selletta di nord-ovest e dopo esserci riacclimatati, visto che qui sì c'è un po' di vento ma niente di che. Ecco qua i miei cari compagni d'avventura. Un'ora a piandole fugasse. Prosegue molto placidamente la nostra escursione ora nel bosco per il sentiero 170. Guardate che bravi i ragazzi qua. Intanto siamo quasi arrivati alla strada asfaltata e l'escursione volge al termine. Le ultime luci della giornata, ultimi passi di questa escursione, ultimi sesti anche di questa escursione. Dai che te lo mando. Oh ragazzi, chicca finale dell'escursione, sosta al bar Miramonti mi sembra il nome. Guardate, tanta roba ragazzi, facce soddisfatte. Ecco, purtroppo siamo arrivati, purtroppo o per fortuna, a seconda dei casi, siamo arrivati alla fine di questa escursione dopo 15.507 passi, 750 metri di dislivello e tanto vento lungo tutto il corso della giornata. Noi siamo in auto pronti a ritornare a casa. Ce l'abbiamo fatta. È stata una bella avventura oggi, però bella tosta, impegnativa. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Niente, vi auguriamo una buona visione e vi rimandiamo ai prossimi video. Ciao!